Sedotto e ricattato, avvicinato su Facebook, convinto a spogliarsi su Skype e infine ricattato con il filmato messo su YouTube. Il protagonista è un trentenne castellano che è stato avvicinato sul più noto social network da una donna che si è finta interessata a conoscerlo più approfonditamente. Dopo il primo scambio di battute, le conversazioni si sono spostate sulla chat di Skype. A quel punto, dopo qualche giorno di conoscenza, la donna lo ha convinto a spogliarsi davanti al PC mentre con un programma ha registrato il video. Poi ha provveduto a caricare il filmato sulla piattaforma YouTube. Praticamente istantaneo il ricatto e la pretesa di 10.000 euro da inviare attraverso un metodo non tracciabile. Soldi che sarebbero stati devoluti, ha garantito lei, ad un'associazione contro la pedofilia. Siamo riusciti a bloccare la divulgazione su YouTube delle immagini dell'uomo nudo e ora stiamo lavorando per rintracciare la donna. I consigli delle forze dell'ordine sono quelli di non fidarsi mai degli estranei e di valutare attentamente ogni comportamento in rete. Infine di non pagare alcuna somma di denaro, anche se minacciati, perché noi forze dell'ordine sappiamo come bloccare qualsiasi tipo di violazione della privacy. Un fenomeno sempre più diffuso, quello della ricerca di amori e affetti online, tanto da spingere anche gli sociologi a tenere alta l'attenzione su questo genere di incontri. Questo dimostra come ormai la rete e i social network abbiano una forte domanda anche di contenuto, se non sessuale, se non erotico, perlomeno di contenuto affettivo. E la lezione che ne viene da questi casi è che occorre comunque, come in tutte le relazioni, in questo caso mediate da tecnologie molto lontane e quindi incontrollabili, occorre molta attenzione, molta prudenza.